ti lascio pure la parola se vuoi intanto presentarti, dire un po' chi sei e che cosa fai. Allora, io sono Jessica, ho 27 anni e sono un'operaia in un'azienda che fa scarpe praticamente, qua a Caselle, e sono un amante della natura, degli animali, delle piante e faccio parte di due associazioni, sono volontaria in due associazioni che sono SOS Anfibi e Plastic Free, di cui parleremo oggi. Se vuoi dirci un po' meglio di che cos'è questo Practice Free, come funziona questo attivismo, raccontami insomma un po' questo mondo qui molto oscuro per chi magari non ne fa parte. Allora, Plastic Free nasce nel 2019, qui in Italia, in Molise, e da allora adesso è arrivata in 40 paesi cioè in tutto il mondo, quindi è anche fuori Italia. Siamo più di 1000 referenti solo in Italia. Plastic Free è un'associazione appunto di volontariato, quindi noi siamo tutti volontari, non percepiamo niente come tanti pensano e quindi dedichiamo il nostro tempo libero in sostanza a questa nostra passione e andiamo a raccogliere in principale i rifiuti che troviamo nell'ambiente, quindi andiamo a ripulire i nostri territori, andiamo a ripulire fiumi, laghi, mari, spiagge, andiamo anche qua nei centri urbani e tutto ciò che non è organico, in sostanza naturale, lo recuperiamo, lo raccogliamo. Ok, e come funzionano, diciamo, queste raccolte che fate? Cioè, nel senso, chi gestisce cosa, come, qual è l'organizzazione che ci sta dietro a una raccolta? La figura diciamo che organizza è il referente comunale, che è il referente della gerarchia diciamo dell'associazione un po' più basso. Poi troviamo il referente provinciale, regionale, fino ad arrivare ai piani alti, quindi i vari capi dell'associazione e quant'altro. Quindi è il referente comunale che si occupa di organizzare tramite il comune delle raccolte, quindi si mette d'accordo col comune dove andare a ripulire, che giorno fare, che orari fare e quant'altro. E poi si occupa di tutto quello che ci sta dietro, quindi andare a recuperare le pinze da Contarina, per esempio, quindi quelli che ci forniscono il materiale o i bidoni. E poi noi ci troviamo quel giorno, facciamo una sorta di appello per capire se ci sono effettivamente tutti gli iscritti, perché è molto importante l'iscrizione, in quanto c'è una copertura assicurativa. Quindi nel caso in cui ti fai male durante una raccolta c'è un'assicurazione che può Coprire, coprire il danno, proteggere, diciamo, esatto. certo. Quindi voi vi appoggiate per quello che vi serve al comune o a Contarino nel nostro Contarina, caso, che è esatto. diciamo quella azienda che si occupa del riciclaggio di rifiuti, e quindi voi diciamo non avete dei magazzini della merce vostra, siete voi che andate a appaltarvi verso aziende terze. Esatto, sostanzialmente E, sì. e le aziende terze si offrono volontari o hanno, diciamo, dei costi il andare in prestito a loro, diciamo, di materia, diciamo? No, allora, tipo nel nostro caso, che abbiamo Contarina e loro ci forniscono, il materiale, quindi i sacchetti che magari, tendenzialmente verrebbero dati alla popolazione, no, o alle aziende. Quindi loro ci forniscono delle pinze che sono di proprietà di Contarina proprio, quindi le hanno preacquistate loro e ce le hanno in magazzino loro. E quando noi facciamo una richiesta ci vengono dati i materiali, quindi pizze, sacchi, guanti e i bidoni in base a una possibile raccolta, quindi fai una previsione di quanta gente può esserci, quanti volontari e in base alla tua previsione chiedi o i bidoni più grandi o quelli un po' più piccoli. Quindi dopo in base anche alla quantità di gente che ti aspetti che arrivi, insomma, hai più o meno pinze o più o meno guanti o sacchi. Cosa ti ha spinto a fare attivismo? Cioè, c'è qualcosa che ti ha fatto saltare in te quella voglia, quella determinazione di dire voglio fare questo, o è nata un po' così? No, diciamo che, son sempre stata attaccata alla natura io, in generale, e mi son sempre piaciuti gli animali, le piante, vedendo che al giorno d'oggi c'è un inquinamento pazzesco nell'ambiente, insomma, non stiamo inquinando solo l'ambiente, stiamo inquinando anche noi stessi, perché hanno trovato particelle di nano e microplastiche anche nel corpo umano, quindi
ho pensato: "Okay, io lo faccio magari in primis per la natura, perché ci tengo molto, ci dà tanto, noi pretendiamo tanto dalla natura e senza di essa non possiamo vivere." E magari in un secondo luogo anche per noi stessi, perché comunque ci stiamo facendo del male. Vuoi non vuoi, anche se le cose non si vedono, succedono purtroppo. E quindi ho cercato nel mio piccolo, perché comunque di paesi che inquinano ce ne sono a migliaia, diciamo, e che inquinano molto più di noi. Quindi nel nostro piccolo magari non stiamo facendo niente, però man mano le cose si ingrandiscono e quindi c'è un piccolo risultato, ecco. Si Quella vede. piccola goccia, insomma. Esatto. Ok. E quando fate le vostre attività di raccolta, di attivismo e quant'altro, quante più o meno persone siete che fate le raccolte? È variabile? Sì. È un dato molto variabile e ci sono tante cose che incidono, come per esempio il meteo. Quindi se dobbiamo fare una raccolta, non so, a inizi maggio o giugno, iniziano ad esserci le giornate belle, calde, la gente purtroppo va al mare, va in montagna, inizia ad uscire di casa e quindi magari tendiamo ad avere meno volontari. O l'inverno magari fa troppo freddo e quindi la gente sta a casa perché ha troppo freddo e quindi ce ne arrivano meno. Però diciamo che noi siamo partiti ad avere 2, 3, 5 volontari. Abbiamo fatto una mega raccolta che eravamo un'ottantina di volontari 2, 3 anni fa ad Altivole e adesso siamo ritornati ancora a 10, 5, 8, dipende. Ok. Dipende le giornate, ecco. Voi vi concentrate prevalentemente sulla raccolta o fate anche tanta sensibilizzazione, fate anche altre attività che magari non sono a conoscenza? Cioè, qual è il vostro core business, diciamo? Allora, noi facciamo tantissime raccolte, però ci concentriamo anche tanto sulla sensibilizzazione. Comunque fare una raccolta è un momento di sensibilizzazione perché ti fai vedere degli altri cittadini che magari in quel momento non stanno facendo la raccolta con te, quindi noi come sensibilizzazione puntiamo tanto nelle scuole, quindi andiamo dagli asili, andiamo alle elementari, medie, arriviamo alle superiori e stiamo andando anche nell'università. Quindi diciamo che tutta la fascia di ragazzi, giovani adulti, cerchiamo di sensibilizzare sull'impatto da plastiche monouso, comunque l'inquinamento di rifiuti. Quindi cerchiamo di sensibilizzare tanto adolescenti o comunque bambini perché insegni delle piccole cose, fai vedere delle piccole cose nella speranza che magari crescendo Abbiano questo diciamo, bagaglio. esatto, avere quest'idea, questa consapevolezza di quello che sta succedendo purtroppo, perché magari è un po' più difficile nell'adulto far capire certe cose, ci sono certe mentalità che non puoi sbatterci addosso quanto vuoi, ma niente. E quindi partiamo dai giovani. Sarebbe stata la mia prossima domanda che avrei voluto sapere, nel senso come cambia il modo di vedere magari voi che fate le raccolte o voi quando sensibilizzate in base alla tipologia di persona che avete davanti, dall'anziano al media età, all'adolescente, al bimbo molto più giovane, quindi cambia molto in base Purtroppo sì. all'età. Purtroppo sì. Magari pensi di avere a che fare con un adulto e magari puoi dire certe cose che magari un bambino non puoi dire o far vedere certe cose che un bambino, poverino, non puoi far vedere, Perché magari non può capire, non esatto. può capire o magari è troppo forte quell'immagine per quel bambino in quel momento. Tendenzialmente io cerco di far vedere sempre un po' tutto, anche ai bambini, perché comunque un conto, secondo me, è avere una persona davanti in classe che ti parla 2 ore e mezza, le cose entrano ed escono, a mio avviso. Se invece hai in quel momento, oltre che al discorso, hai anche delle basi, quindi delle fotografie, dei video, delle immagini, quelle di solito colpiscono di più. Quindi io tendenzialmente diciamo che non ho freni su immagini o video da far vedere, perché secondo me è inutile nascondere l'evidenza e la realtà delle cose. Che tu sia un bambino di 5 anni o un ragazzo di 15, però sì, magari pensi che con l'adulto
ti capisci meglio, ti rapporti meglio e invece tante volte il bambino che capisce molto più dell'adulto. Anzi, più l'adulto è adulto, meno fa fatica a, a pensare che quello che stai dicendo sia giusto, insomma, che sia corretto, che il mondo sta andando così e cerca di negare, ecco, l'evidenza. Quali sono i vostri obiettivi? Cioè, voi fate quello che state facendo per un motivo ben specifico, per un motivo ben preciso? Sì, diciamo di sì, nel senso che noi abbiamo 2 grandi categorie di obiettivo, diciamo così, 2 gruppi. Quindi abbiamo, per esempio adesso, il divieto di lancio di palloncini ad elio, per esempio, che ci sono durante le festività funerali. Purtroppo al giorno d'oggi e negli ultimi mesi si sono visti tantissimi lanci di palloncini durante un momento così triste, per magari commemorare la persona appena persa, no? Però lanciando i palloncini in aria crei un impatto devastante, cioè dà un impatto all'ambiente, alla natura che non dico fuori precedenti perché comunque magari c'è anche di peggio, però magari si sente dire, vabbè, ma tanto è un palloncino biodegradabile, no? Il problema è che biodegradabile non significa che se lo lasci in ambiente, nella natura, si decompone senza creare danni. Biodegradabile è quando un materiale con determinate temperature, determinate Agenti, fattori, agenti, sì, tante esatto, cose, tante insomma. cose, viene decomposto, riusciamo a smaltirlo. In natura purtroppo caldo, freddo, aria, vento, acqua, qualsiasi cosa non si decompone come dovrebbe, nei tempi che dovrebbe, ci mette comunque anni, rilascia comunque sostanze tossiche nell'ambiente e basta pensare che magari può essere biodegradabile, quindi fatto anche con materiali organici, però tendenzialmente il nastrino è di plastica, quindi anche finisce nell'ambiente solo il nastrino è un problema anche quello. E talvolta, anzi molto spesso, finiscono in mare questi palloncini e vengono scambiati per cibo da delfini, tartarughe, da qualsiasi animale marino, insomma acquatico. E quindi dà un grosso impatto a quello che ci circonda, ecco, soprattutto agli animali. L'altro grande invece argomento è i mozziconi, perché purtroppo essendo un pezzettino grande così, magari pensi, vabbè, solo un mozzicone, è piccolino, non fa niente, e in realtà crea tantissimi danni. Oltre a magari all'essere umano che lo fuma, rilasciato in ambiente è devastante. E quindi noi abbiamo questi 2 grandi obiettivi, cercando di fare più ordinanze comunali possibili, quindi andando in comune, cercare di creare queste ordinanze e facendole firmare in modo che ci sia questo divieto, magari anche solo comunale, di rilascio di palloncini. E adesso siamo andati a Montecitorio, noi come associazione, per fare proprio una legge cioè che metta il divieto di lancio di palloncini perché i danni sono veramente enormi. E quindi adesso vediamo. E con i mozziconi vi state muovendo? C'è qualche È lunga la cosa, però complessa è anche, molto complessa. forse più dei palloncini. Sì, decisamente, perché basta considerare solo un piccolo mozzicone, quindi un piccolo oggetto di 2-3 centimetri può contaminare fino a 1000 litri d'acqua. Quindi un solo mozzicone, 1000 litri d'acqua, ci impiega dai 10 ai 15 anni a degradarsi in base alle condizioni atmosferiche, quindi caldo, vento, pioggia, sole, si degrada piano piano e dopo magari non piove per tanto, quindi quell'agente atmosferico può influire in una maniera anziché in un'altra e contiene oltre 4000 sostanze tossiche, un solo mozzicone sempre, e dalle 40 alle 50 sostanze cancerogene per l'essere umano, oltre che per la natura, insomma. Quindi un solo mozzicone crea un impatto devastante. Come per fare qualche esempio di sostanze tossiche, abbiamo il benzene,
che è per esempio quello utilizzato nella benzina, no? Nei carburanti, il cadmio che è usato nelle batterie. Ci sono varie sostanze che vengono utilizzate nei solventi, negli insetticida, quindi c'è tantissimo, ovviamente, come sappiamo, catrame, oltre che plastica, perché quel piccolo pezzo che noi consideriamo un mozzicone, in realtà non è un mozzicone di cotone, come magari tanti dicono. L'acetato di cellulosa è plastica. Quindi sono dei filamenti finissimi che ad occhio nudo non li percepisci, ma se li guardi al microscopio sono minuscoli pezzettini di plastica che trattengono le sostanze che in teoria dovrebbero essere cancerogene, ma trattenendole, una volta finito a terra, con l'acqua si dissolvono. Quindi magari, ecco, come si dice? Abbiamo questo problema che tutti pensano, vabbè, getto nel tombino, no? Quanti se ne sono visti? Il problema è che il tombino è l'inizio del mare, perché poi tutti i tombini portano l'acqua e scaricano, prima o dopo, scaricano in mare. Quindi tutti i migliaia di mozziconi che possiamo trovare in un tombino, prima o dopo finiranno in mare. Se non ci finiscono direttamente, rilasciano le sostanze che con l'acqua arriveranno al mare. Quindi comunque si inquina. È un nostro grande obiettivo, quindi stiamo cercando di sensibilizzare facendo raccolte di solo mozziconi. Ne abbiamo fatta una anche qua ad Altivole e non abbiamo fatto una stima perché si faceva fatica, però in un'oretta e mezza, quasi 2 di raccolta, siamo riusciti a riempire un boccione grande così, era 5 litri, ne abbiamo riempito un po' meno, però 3 litri e mezzo, 4 ci arrivai. sì, un boccione di acqua recuperato, quindi riutilizzato per raccogliere questi mozziconi e non dico che l'abbiamo riempito, ma quasi. Ed eravamo un 7-8 persone, non tanti, quindi sì. Un gran bel problema. È un grande problema e ce ne sono a migliaia. C'è una stima che dice più o meno tra i 4,5 e i 5 trilioni all'anno gettati nell'ambiente. Quindi sì, è un 2-3 insomma. impatto enorme, enorme. E durante le vostre raccolte, qual è l'oggetto che più raccogliete, magari più vi fa rabbia che vedete in giro? Forse mozzicone a parte, visto tutta questa I mozziconi sono dopo tutta questa diatriba abbiamo capito che il mozzicone è il nostro capro espiatorio, ok, togliendolo. A parte il mozzicone, qua da noi troviamo tantissime bottigliette di plastica, che va dalla bottiglia di acqua, Poi danno fastidio anche a me. dalla bottiglia di acqua alla bottiglia di vetro della birra, alle lattine. Quindi diciamo quella bottiglia che bevi in macchina, non vuoi tenere in macchina e dopo fuori. Una volta finita, fuori. Quindi qua nei nostri, diciamo, piccoli territori, tendenzialmente bottiglie o anche detersivi, bottiglie di detersivo, scusami. E come maggiore. Poi in realtà ci sono tante piccole discariche, quindi magari chi ha svuotato la cantina prende e scarica magari in luoghi un po' appartati e troviamo tantissimo secco. Mi viene in mente per esempio i pannolini dei bambini o anche pannolini da adulto per gli anziani, ce ne sono tantissimi e sempre nelle solite zone, quindi comunque chi getta è sempre la stessa persona, secondo noi ovviamente, poi bisogna fare i rilievi del caso, ecco. Che magari sono un po' meno facili da fare. Esatto, sì, in alcune situazioni sì, è un po' complicato. Puoi solo segnalare a Contarina, segnalare al comune, nella polizia locale se c'è e basta, poi loro dovranno fare il proprio lavoro e cercare di capire, insomma, non sta a noi, ecco, come volontari andare a scovare chi è stato, purtroppo, perché se fosse per noi lo faremo, però sì, sicuramente da una mano fare queste segnalazioni, infatti invito chiunque a farle, soprattutto alla polizia locale, perché nel piccolo grande gesto di questa persona, anche un solo sacchettino magari contiene degli indizi. Può essere anche uno scontrino di un pagamento fatto con una carta, quindi si riesce a risalire al proprietario degli oggetti, insomma, degli oggetti, oppure magari è capitato delle lettere, aver trovato all'interno delle lettere o delle bollette, per esempio.
quindi con proprio nome, cognome, via, e tu dici prendo e vado a portarglielo a casa che magari l'ha dimenticato. Gli è caduto nel Gli è mentre stava per caduto, non sbaglio. si è accorto e quindi sì. Magari anche in un sacchettino grande così c'è un indizio, ecco, quindi sempre segnalare. Tu che ruolo hai all'interno di questa associazione? È un'associazione? Sì, Perfetto. associazione di Associazione di volontariato. volontariato. Qual è, cioè, che ruolo hai tu? Allora, io sono referente comunale da un 4 anni circa e sono entrata come volontaria semplice prima, quindi facevo solo le raccolte. Poi mi sono messa in gioco grazie a questo mio collega Ezio, che ringrazio tantissimo perché mi sta insegnando tanto sempre. È il mio braccio destro, quindi quello che non sa fare lui lo faccio io e viceversa. Lo yin e lo yang. Sì, esatto, praticamente. Lui è una persona veramente enorme, nel senso che se fosse per lui ogni giorno sarebbe fuori con un sacchettino, la pinza e raccoglie. Già lo fa praticamente, se non è ogni giorno sarà 1, 2, 3 volte a settimana, ogni settimana, cioè ha un chiodo fisso di dover pulire. Quindi lui ce l'ha proprio nel sangue, diciamo così. Grazie a lui sono diventata referente. Dopo, dai, prova, dai che ce la fai. Oh, mi sono lasciata andare, quindi ho provato. E da inizio anno sono vice referente provinciale per la provincia di Treviso, quindi do una mano alla referente provinciale e quindi gestiamo tutti i referenti comunali, insomma, diamo una mano se serve con i comuni o quando arrivano le candidature di nuovi referenti gli facciamo una sorta di colloquio conoscitivo, perché non è che prendiamo proprio chiunque, ecco, c'è sempre magari un controllo sotto alla base. Vengono fatti questi colloqui e quindi vengono fatti dalla referente provinciale e poi regionale e, e basta, creiamo queste, magari ci sono delle giornate in cui andiamo a sensibilizzare con un gazebo, quindi ci mettiamo, non so, a delle fiere, per esempio ci hanno chiamato Suoni di Marca a Treviso e siamo stati là tutta la serata, quindi alcuni referenti di tutta la provincia si sono trovati insieme e abbiamo fatto questa serata di sensibilizzazione, quindi creiamo queste serate o giornate e basta, andiamo a parlare con i comuni se serve una mano ai nuovi referenti, quindi questo è il ruolo che ho io adesso da referente. E come fate per promuoverli? Nel senso, vi appoggiate direttamente ai comuni? Avete delle agenzie che vi aiutano a promuovermi? Fate tutto tra di voi? Come... Social. I social tante volte fanno male, in questo caso hanno fatto molto bene, perché in realtà questa associazione è nata con i social, tramite foto magari pubblicate, sono state ricondivise, è stata vista da altre persone, quindi i social ci stanno dando una mano. Non abbiamo, magari c'è qualche comune per sentito dire dal comune vicino, guarda, noi siamo appoggiati a Plastic Free, allora vogliono cercare di capire cosa significa, vogliono approcciare a questa associazione, vogliono anche loro un referente, allora ci contattano, creiamo magari una raccolta e in questa raccolta cerchiamo di vedere tramite i volontari che ci arrivano, buttare un semino e capire se c'è qualcuno che può essere un possibile referente, insomma, però tutto tramite i social. E qualche grande soddisfazione, qualche vittoria che come movimento siete riusciti a portare a casa o anche tu personalmente grazie a questa attività che fai? Beh, è una soddisfazione che ho ed è per me enorme, che l'ho riscoperta in realtà 2 anni fa, è stato andare a parlare alle scuole, quindi soprattutto asili, quindi scuole materne oppure elementari, e vedere la soddisfazione dei bambini nell'ascoltarti, cioè proprio sono là che cominciano, sono un terremoto di domande. Cioè tu inizi un discorso, non fai ora finire una frase che hanno 20 domande, tutti con la mano alzata, quindi quella è la soddisfazione più grande. Essere là, sapere che c'hai qualcuno che vuole ascoltarti, che ti ascolta con interesse e da un tuo discorso inizia e crea veramente tantissime domande. Quindi questa è una soddisfazione per me assurda, anche perché non me l'aspettavo
Non sono molto così che prende e va a parlare con 20 bambini anche solo, ma essendo un po' timida non pensavo di riuscirci e invece da 2 anni e mezzo a questa parte abbiamo fatto tantissime scuole, abbiamo fatto tantissimi studenti e quindi è una soddisfazione per me essere riuscita. Che un bel bagaglio personale, no? Sì, sì, sì. Nella vita Sì, poi sì. questa attività no, ti fa anche crescere come persona, no? Eh beh, decisamente sì. Una cosa che vedi spesso che magari si potrebbe migliorare per aiutare, diciamo, questo movimento, cioè ci sono delle pratiche quotidiane scorrette o ci sono delle pratiche che si potrebbero migliorare in alcuni modi, cioè qualche piccolo tips da chi vive magari una situazione con degli occhi magari leggermente diversi da chi non è dentro. Cioè ci sono tantissime cose che si possono fare nel quotidiano. Mi verrebbe da dire riusare, riciclare, quindi le regole delle R, ridurre, quindi queste qua sono la cosa fondamentale. Sicuramente se, cerchi di comprare meno, riduci magari questo possibile inquinamento, perché riduci la quantità di rifiuti che provochi, che crei nel tuo quotidiano e c'è sicuramente meno possibilità che questi rifiuti che tu crei escano nell'ambiente. Perché magari tu fai anche tutta una raccolta precisa, perfetta, però possono succedere migliaia di cose che fuori di casa tua, quei tuoi rifiuti magari vanno nell'ambiente. Quindi sicuramente riciclare, ridurre e riutilizzare ciò che si può riutilizzare, quindi magari un po' di inventiva, ecco, un oggetto, creare un nuovo scopo per quell'oggetto o magari banalmente quando andiamo a fare la spesa. Questo qui è un consiglio che diamo spesso e diciamo anche ai bambini quando siamo nelle scuole, chi è che va a fare la spesa con la mamma per capire? No, allora cominciano tutti ad alzare le mani e là inizi a fargli domande. Spesso, e comunque si vede anche quando tu persona vai a fare la spesa, c'è pochissimo tempo. La persona ormai non ha più tempo per fare niente. Quindi quando va a fare la spesa, le cose più veloci da prendere sono le sue, capito? Un esempio è l'ortofrutta, il reparto ortofrutta. Mi viene da dire le carote di turno. Ci sono le carote già confezionate, pesate, col prezzo, tu prendi e metti dentro il carrello. A posto, finita là. Di fianco c'è magari una bella cassettina con le carote sfuse, allora tu dovresti prendere il guanto, prendere il sacchetto, prendere le carote, pesarle e mettere nel carrello. Non avendo tempo la gente prende quelle già confezionate. Il problema qual è? Quando torni a casa, la carota magari tagli l'inizio e la fine ed è lo scarto che hai, più il cellophane, più la confezione in plastica. Se invece perdi quei 10 secondi in più e le prendi sfuse, hai solo quell'inizio e fine di carota magari da buttare via e hai un sacchetto che puoi riutilizzare perché è biodegradabile e riutilizzi per prendere il tuo umido classico. Quindi banalmente quando si fa la spesa certe scelte consapevoli possono cambiare e ridurre veramente tantissimo. O anche l'acqua. Per esempio, ci sono tantissimi che comprano ancora le bottiglie di acqua dal supermercato, quindi casse su casse, e magari hanno l'acqua potabile che gli arriva direttamente in cucina, basta andare sotto col bicchiere, una caraffa e il problema è che tanti ancora ad oggi non sanno che oltre a bersi l'acqua si bevono anche particelle di plastica. Ecco perché ci troviamo la plastica nel corpo. Uno dei tanti motivi è questo. E c'è stato fatto uno studio, è stato fatto proprio una ricerca. Hanno comprato di vari marchi varie bottiglie di plastica dal supermercato, le hanno analizzate e hanno riscontrato che all'interno dell'acqua c'erano tantissime particelle di nano e microplastiche che ad occhio nudo non vedi, però intanto te le bevi. Quindi perché questo? Perché le bottiglie in PET si degradano col tempo. Sbalzi di calore, caldo, freddo, magari nel camion quando devono arrivare in supermercato vengono scaricate, magari lasciate una giornata fuori al sole perché non c'è l'addetto che riesce a portarle dentro in un supermercato. Dal caldo magari dopo vengono messi in congelatori, freezer, frighi per raffreddarle perché al giorno d'oggi con questo caldo vai a prendere la bottiglietta fredda. Con questi sbalzi le bottiglie si degradano.
quindi rilasciano all'interno particelle che dopo noi ci beviamo. E quindi anche questo potrebbe ridurre tantissimo, considerando che la maggior parte dei rifiuti che troviamo noi sono bottiglie di plastica di bevande, soprattutto acqua. Quindi a maggior ragione questa potrebbe essere una bella cosa su cui andare a fare leva. Sì. Anche perché considera che siamo secondi a livello mondiale di consumo di bottiglie di acqua. Italia. L'Italia. Il primo posto sarebbe il Messico, però capisci che il 99% in Italia di rubinetti con acqua potabile, il Messico ne ha molti di meno. Certo. Chiaro. E noi siamo al secondo posto perché le bottiglie costano pochissimo. In altri paesi invece magari una bottiglia ti costa anche 5 euro, la gente ci pensa 2 volte prima di comprarla e dice vabbè allora magari il rubinetto gli conviene. Da noi invece costa pochissimo e quindi è molto utilizzata. Basta pensare anche a un esempio, la Coca-Cola, la bottiglia di Coca-Cola, quella di plastica costa meno rispetto alla vetro. Chiaro. Quella in plastica costa meno ma è anche, sì, buona, ma se bevi quella di vetro è ancora più buona perché contiene meglio, si conserva meglio, esatto, quindi il gusto rimane quello più originale possibile. In vetro però non hai la dispersione di plastica, di nano e microplastiche, però il vetro costa di più, quindi le bottiglie di plastica andranno sempre per la maggiore. Se fossero tutte in vetro non ci sarebbero questi diciamo cambi prezzi plastica-vetro, la gente comprerebbe tutto in vetro eventualmente, però la plastica costa meno anche la produzione e farla nuova costa meno rispetto a riciclarla, banalmente, sì. Quindi, o anche il polistirolo in sé, costa meno cioè farlo da zero che riciclarlo, se non si riesce proprio a riciclare addirittura, quindi comunque una percentuale piccolissima. Rispetto ai rifiuti che abbiamo, c'è una piccola percentuale che si può riciclare di plastica, perché l'oltre il 60% non è riciclabile, quindi anche questo bisogna vedere. E la plastica che non è riciclabile? Incenerita o dispersa nell'ambiente per la maggiore, purtroppo. Incenerendola però crei comunque particelle di plastica che ti annusi e quindi sempre dentro il nostro corpo. Quindi inalazione, la plastica ci arriva per inalazione, contatto, quindi banalmente i nostri vestiti, la fast fashion per esempio è tutta plastica, perché tutti i capi che abbiamo di marchi più grandi che tutti ormai conosciamo sono in poliestere o magari metà poliestere, metà in cotone, però poliestere è nylon, è plastica. Quindi ogni lavaggio, magari ogni grattata di capo rilascia piccole particelle di plastica che poi o finiscono in acqua, tramite la lavatrice per esempio, o tramite contatto la pelle assorbe, quindi va anche tramite contatto. Futuro come vedi l'evoluzione del vostro movimento? Cioè, c'è qualcosa che vi aspettate? C'è qualcosa in cui credete si possa far leva, si possa migliorare? Quali sono le vostre visioni future, la vostra vision, la vostra mission? Personalmente penso che siamo a un buon punto, nel senso che c'è sempre più consapevolezza di questo inquinamento, per fortuna, e grazie anche magari a queste raccolte che non solo facciamo noi, perché comunque ci sono tantissime altre associazioni che fanno raccolte, però sapendo che solo 7 anni da un piccolo territorio in Italia siamo arrivati in oltre 40 paesi in tutto il mondo, io penso positivo, nel senso che secondo me si andrà sempre più a crescere, cioè ci sarà sempre più consapevolezza della questione, ci sarà sempre più magari empatia anche per l'ambiente, no? Perché noi riusciamo a vivere solo grazie all'ambiente. Se non ci fosse la natura, noi non riusciremmo a resistere, a sopravvivere. Quindi tante piccole cose stanno cambiando, per fortuna, e al di là del greenwashing che c'è negli ultimi anni a questa parte, perché magari le aziende vogliono farsi vedere ecosostenibili, vogliono farsi vedere amiche dell'ambiente, creando solo greenwashing, la gente ci crede, perché purtroppo ci crediamo ormai a tutto.
e quindi secondo me comunque ci saranno grandi cambiamenti, cioè me lo auguro almeno in positivo, vedendo solo in questi 7 anni com'è andata. Uno che ti aspetti veramente? Spero sicuramente di avere più volontari anche banalmente nel nostro comune, più persone che si affacciano al nostro mondo e che ci vengono a dare una mano. Quindi spero di avere più aiuti dalla popolazione e secondo me un cambiamento sempre meno plastica, magari quella usa e getta, visto che ci sono delle nuove leggi che adesso, per esempio, avevo letto di recente che le bustine usa e getta di ketchup, maionese che ci sono nei ristoranti o le confezioni usa e getta degli hotel, quelle là in teoria dovrebbero essere eliminate. Quindi ci sono dei passi avanti, ecco, soprattutto di queste plastiche usa e getta che è il nostro punto dolente, ecco. Quanto può aiutare lo Stato o delle leggi a favore di questi, diciamo, cambiamenti? Può aiutare molto, il problema è che non sempre aiutano, nel senso che comunque la produzione, le leggi che ci sono non stanno aiutando a ridurre la plastica e sicuramente avrebbero un grande impatto, ecco. Però stiamo aspettando ancora. Bisogna anche saperle fare, Bisogna insomma, anche saperle fare, sì, decisamente. non è proprio così scontato. Esatto. E se ci fosse qualcuno che vorrebbe diventare volontario, che vorrebbe avvicinarsi a questo mondo, che cosa potrebbe fare? Beh, allora, come dicevo prima, noi usiamo tantissimo i social, quindi sicuramente seguirci nei social, così ci conosce meglio, vede cosa facciamo nel concreto, perché vede in tempo reale. Magari facciamo una raccolta, facciamo foto, video, immagini da pubblicare in diretta e quindi la gente ci potrebbe vedere da là. Abbiamo tantissimi contatti, comunque anche ogni singolo referente comunale mette a disposizione il proprio numero per eventualmente informazioni e c'è la nostra pagina ufficiale, il nostro sito web Plastic Free Onlus e quindi basterebbe solo trovare il contatto della propria provincia, il proprio comune o regione, insomma, e chiederci informazioni. Però come referente ci può diventare, può essere chiunque, insomma. L'unico vincolo che abbiamo è un discorso politico, perché essendo un'associazione apolitica non vuole essere da uno schieramento anziché da un altro, quindi l'unico vincolo che abbiamo è se fai parte di un gruppo politico, se fai parte di un'amministrazione comunale o fai valere proprio la tua idea politica, non puoi diventare referente, perché non vogliamo associare magari quella figura politica al nostro movimento, alla nostra causa. Quindi il problema ambientale è di tutti, che sia di destra, di sinistra, che sia giallo, verde, rosso, nero, qualunque colore e qualunque, diciamo, ambito politico, ma cerchiamo di starci alla larga, ecco, non vogliamo creare confusione. Politivismo e apartitismo, insomma. Esatto. Comunque il problema è di tutti, a prescindere da chi sei, da cosa fai, quindi chiunque può diventare referente e sicuramente chiunque può essere un volontario, quindi andiamo. Grazie mille. Grazie.